Ecco qua le chiavi al re. Sono veramente felice di questa giornata trascorsa, è stato un fantastico carnevale. Voglio ringraziare dal profondo del mio cuore veramente tutti i cittadini novaresi che hanno partecipato oggi a questa fantastica giornata. Erano nelle strade, hanno percorso con noi il corteo. Non so, forse in 11 anni non ho mai visto tanta gente così al carnevale e, come dico sempre, il carnevale è di tutta la città, di tutti i cittadini novaresi, e questo ripaga di tutto il lavoro, di tutta la fatica e l'impegno che noi mettiamo per voi e per la città. C'erano tanti ospiti, veramente tanti personaggi che sono venuti a farci onore. Insomma, è stata una bellissima festa, io di più non mi potevo aspettare, quindi veramente sono molto contenta. Voglio darvi i prossimi appuntamenti perché continua il carnevale. Portate i bambini al Palaverdi martedì pomeriggio, noi saremo lì con animazione per farli divertire. E poi la sera abbiamo preparato questa serata da ballo per tutti i cittadini novaresi. È una serata aperta a tutti, è gratuita, e poi faremo un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti. Quindi venite, vi aspettiamo numerosi e concludiamo in bellezza questo fantastico Carnevale 2018. Voglio finire ricordando Sandro, perché penso che questa fantastica giornata sia anche un po' merito suo, che dal cielo ci ha protetto sicuramente. Il premio alla novaresità Enrico Tacchini del Carnevale Novarese è andato quest'anno alla professoressa Liliana Besta Battaglia, preside dell'Università della Terza Età, e al poeta dialettale Antonio Ferrari. Immagino sia per voi una grande soddisfazione, un grande riconoscimento. Ho riconosciuto il lavoro che una cittadina novarese, novaresissima, nata a Novara, studiato al liceo di Novara, insegnato a Novara, finalmente ha avuto una riconoscenza. Grazie. Non me l'aspettavo, mi sembra uno scherzo di carnevale, però sono molto orgoglioso di averlo preso. Grazie. Per il primo anno avete anche assegnato il premio Un raggio di speranza da Sandro Berutti all'Abio, l'associazione dei bambini in ospedale. Abbiamo assegnato il premio all'Abio, che è un'associazione che si occupa dei bambini dell'ospedale, è una grande associazione, per noi è un motivo di orgoglio averla data loro. È stata una festa, veramente una di quelle poche feste dove si crea aggregazione e una giornata veramente di felicità. Un grazie a tutti per essere stati qui con noi, di aver partecipato a questo gran carnevale. Grazie a tutti. Brighella, Brighella,